Cari amici di Radio Conegliano, cari amici di Veneto Globe, ben trovati anche oggi nella cucina di Mirko Della Vecchia, la cucina che parla di ricette semplici della tradizione, a volte anche con qualche ricettina sfiziosa. Oggi vedete qui che già abbiamo, chi lo vede ovviamente, perché chi ci segue in radio ha sempre questo svantaggio di non vedere le nostre ricette, e per questo vi consiglio di andare sul nostro sito venetoglobe.com per andare a scaricarvele e a vedervele. Però chi ci vede invece vedrà che abbiamo delle pentole già in ebollizione, quindi mi chiedo cosa ci facciano queste pentole. Vuol dire che qualcuno è passato nella mia cucina prima che iniziasse la trasmissione. Qualcuno, ho il sospetto che prenda il nome di Arianna Barbini, la nostra chef. È così, Arianna? Ben arrivata. Secondo me lei oggi mi ha preparato uno scherzettino, perché lei sa che io non sono un bevitore di vino, ahimè, e vedo pieno di bottiglie di vino. Sa che sono un meticoloso della mia cucina e arrivo e c'è già tutto preparato così. Cosa? Oggi facciamo un risotto con il prosecco tranquillo. Col prosecco tranquillo. Prosecco tranquillo. Quindi non con quello tranquillo. Con quello tranquillo. Benissimo. Perché dobbiamo... Allora, cosa utilizziamo? Allora, utilizziamo del riso semplicissimo. Si può utilizzare ovviamente vari tipi di riso, guardare sempre bene la cottura, però insomma la qualità del riso è indifferente. Poi utilizziamo del grana e in questo caso della cipolla rossa per fare il fondo. Un riso da risotti, non un riso da zucca. Ecco. Sì, c'è sempre un riso, diciamo, appropriato per fare un risotto. E della cipolla rossa che useremo per fare il nostro fondo. Quindi questa pentola che io vedevo, che non capivo cos'era, è un brodo vegetale. È un brodo. Lei che è diligente ha preparato il brodo per tempo. Sì. Vede, brava. Allora la salvo bene. Ero già pronto a studiare un piccolo pegno, una piccola punizione, però se ha fatto il brodo tradizionale, è venuta stamattina presto per fare il brodo tradizionale, allora la salviamo. Bene, meno male. Cosa andiamo a fare? Allora andiamo a fare il nostro soffritto. Quindi andiamo a sistemare la nostra cipolla, non ne mettiamo molta. Oggi la sento con una voce proprio timida quasi, ha un po' di... Il mal di gola. Sa di averla fatta sporca secondo me. Allora, mentre lei recupera un po' di voce, io voglio invitare, oggi è una grande giornata perché in realtà non sapevo di cosa avrebbe fatto, ma sapevo che avrebbe centrato il vino, perché mi sono messo d'accordo con un amico, ho detto guarda, abbiamo fatto una serata assieme, una cosa, ho detto perché non vieni a trovarci? E questo amico prende il nome di Sante Toffoli, che invito ad entrare nel nostro studio. Sante è titolare, diciamo co-titolare, perché è un'azienda di famiglia, credo, adesso non so, societariamente non voglio fare gaffe, no, insomma, io ti definisco titolare, insomma, sì, ecco, sono uno dei tre titolari, ecco, quindi diamo questo scoop a livello nazionale, uno dei tre titolari dell'azienda agricola Toffoli, ecco, questa azienda di Refrontolo, che è diventata un po' famosa qualche anno fa quando c'è stato quel fatto dell'alluvione, purtroppo, invece dovrebbe essere famosa soprattutto per il vino, perché è la zona lì, insomma, è la strada, diciamo, è la zona dove c'è tra i vini, insomma, il prosecco, ma non solo quello, voglio dire, no? Perché insomma i vini migliori del nostro Veneto, perché appunto noi trasmettiamo qui dal Veneto. Allora, Sante, raccontaci un po' la storia della tua famiglia, della famiglia Toffoli, insomma, come è nato questa, perché sappiamo che oggi sei anche presidente del consorzio, giusto? Del consorzio Colli Conegliano, esatto. Quindi insomma, per arrivare a essere presidente di un consorzio così ambito e importante, vuol dire che insomma è una famiglia che conta nell'ambito dei vini. Beh, insomma, ci diamo da fare. Niente, l'azienda Toffoli, ci troviamo a Refrontolo. I nostri genitori hanno acquistato questo terreno nel 1964, dopo essere stati immigrati in Inghilterra. Fanno parte appunto di quella grossa schiera di veneti che si sono allontanati dall'Italia per trovare fortuna, trovare lavoro, perché negli anni 50 i nostri genitori qui la povertà era veramente dominante. Allora nel 64 appunto i nostri genitori hanno acquistato questo terreno e poi lentamente l'abbiamo trasformato e oggi siamo una realtà vitivinicola di Refrontolo. Siamo nel cuore della zona del Prosecco di Ocigi,
siamo anche nella zona del Colli di Conegliano. Come accennava Mirko prima, sì, sono presidente del consorzio Colli di Conegliano, ma proprio a Refrontolo abbiamo una delle chicche che fa parte del consorzio Colli di Conegliano, appunto è il Refrontolo passito, ottenuto appunto dalle uve Marzemino. I nostri genitori purtroppo ci hanno lasciati e stiamo tirando avanti, noi 3 fratelli, io sono il più vecchio, Sante, poi c'è Luciano e Gabriele, e stiamo continuando questa attività lavorando sempre nel mondo del vino. Quindi Vincenzo, che leggo nell'etichetta, è il papà, era il papà. Sì. Quali sono le specialità della casa, voglio dire, quali sono i prodotti che rendono Toffoli, diciamo, il primo e il secondo prodotto principe della vostra casa? Chiaramente, essendo nella zona del Prosecco di OCG, facciamo senz'altro tutta la serie di Prosecco, tra cui anche il Prosecco Tranquillo. Che è questo, lo vediamo qui su questa bottiglia. Se glielo apriamo. Il Prosecco Tranquillo, poi chiaramente abbiamo tutta la serie di frizzanti, dei spumanti, eccetera. Un'altra chicca appunto dei Toffoli è appunto i passiti. I nostri genitori hanno sempre voluto mantenere questa tradizione di fare i vini passiti. Chiaramente siamo a Refrontolo, quindi come accennavo prima, produciamo il Refrontolo passito, che in azienda è tuttora in appassimento. Pensiamo fine mese di pigiare l'uve appunto per fare la fermentazione, per fare il vino. Altri passiti che abbiamo fatto nel passato e tuttora vorremmo continuare a farlo sono il Prosecco, scusate, non posso dire Prosecco, in verità è il Glera passito e anche il Verdiso passito. Queste sono alcune chicche che fa la nostra azienda. Accennavo prima ai vini al Colli di Conegliano, sì, produciamo il Refrontolo passito, ma anche un Colli di Conegliano rosso, ottenuto da uve Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Marzemino. Un'altra tipologia di vino che un po' è andato come si può dire, in dimenticatoio, è un prodotto che i miei genitori hanno sempre voluto tenere presente, è il Verdiso. Il Verdiso oggi, appunto, ormai con il mondo del Prosecco è stato un po' soppiantato, però leggevo una pubblicazione verso i fini del 1800, ad esempio in comune di Farra di Soligo c'è un resoconto delle uve raccolte e addirittura il 60% delle uve bianche erano Verdiso, mentre il Prosecco era presente solo in parte molto minore del 30-35%. E questo Verdiso noi continuiamo sempre a produrlo e ci dà anche soddisfazione. È un prodotto a nostro avviso molto buono, tipico appunto delle nostre prealpi trevigiane, è un prodotto autoctono, quindi speriamo che questo prodotto possa avere ancora un buon futuro e potersi presentare. I passiti, come giustamente Santa accennava, nonostante io non sia un bevitore di vino, l'ho dichiarato molte volte, sia astemio, però mi sembra che abbiate fatto bene a mantenere questa tradizione, se vogliamo, come l'hai definita, perché stanno anche un po' ritornando, voglio dire, cioè un vino anche che nonostante la moda del Prosecco sia dilagante, però le nicchie degli amanti del passito, insomma, del punto, la qualità si fa nel passito, voglio dire, mi sembra di poter dire certamente, così, insomma, sì. Ecco, appunto parlavo prima del Colli Conegliano, ci sono 4 varietà di vini che rappresentano appunto il Colli Conegliano bianco, il Colli Conegliano rosso, come accennavo prima, e poi abbiamo appunto 2 passiti, sono 2 proprio chicche del nostro territorio, Refrontolo passito, di cui abbiamo già parlato, e il Torchiato di Fregona, ottenuto da Verdiso, da Glera e da Boschera. E anche questo sono piccoli prodotti in nicchia. E io dico appunto che il nostro consorzio è una piccola realtà con poco più di 30 soci, però sono soci che vogliono mantenere le tradizioni di una volta, oltre a fare i passiti, anche i rossi e anche il Colli Conegliano bianco, e malgrado, per fortuna c'è questo esploit del Prosecco, però vogliono mantenere la tradizione di uve e vini che avevamo preparato i nostri avi e continuiamo noi a portarli avanti. Questa è una grande diciamo, fortuna, perché sarebbe stupido, insomma, ogni tanto si sente anche qualche esattore del Prosecco, no? Come tutte le cose che funzionano, poi c'è sempre qualcuno che
diciamo così, vuole trovare il pelo nell'uovo, però sarebbe stupido non considerare il Prosecco come un grande vantaggio, certo. È un grande locomotore diciamo, si usava questo termine, la locomotiva del nord-est, un grande locomotore per tutto il territorio e per tutta l'agricoltura diciamo vitivinicola. Senza dubbio. Però la cosa interessante è appunto che dietro a questo locomotore, che è un treno in corsa, voglio dire, che non si sa neanche dove andrà a finire, perché a molti se lo chiedono quale sarà poi lo scopo, cioè l'utilizzo ultimo, insomma l'immagine ultima che avrà il Prosecco, perché è partito da un vino, io me lo ricordo, c'è stata una grande giornalista che qualche tempo fa ha scritto: non chiamatelo Prosecchin, no? Allora io devo dire che mi ha fatto un po' sorridere, perché io uso frequentare persone di una certa età, no? Che hanno, e insomma tra le persone di una certa età c'è anche mio papà, i suoi amici e quant'altro, e loro che sono qua della zona l'hanno sempre definito Prosecchin, voglio dire, ma se lo fa, per me quello che fa mio papà è sacro, quindi tutto si può fare se lo faceva mio papà, quindi perché non definitelo Prosecchin? Allora voglio dire, probabilmente adesso non lo so, mi sono inventato io una mezza teoria così, però c'è la voglia di partire da un prodotto che era veramente un prodotto agricolo, un prodotto semplice, e di portarlo su di qualità, e secondo me questo si sta un po' avverando, voglio dire, si sta verificando. Senza dubbio. Non era così glamour come lo è negli ultimi anni. No, è vero, Però Prosecchin sì o no? L'importante è berlo alla fine. Perché alla fine forse qualcuno magari nelle nuove generazioni potrebbe vedere un po' un diminutivo questo Prosecchino. Invece io l'ho visto come una cosa tenera, quasi. Io l'ho visto come una cosa affettuosa, proprio perché io lo ricordo legato appunto a mio padre, che lo definiva Prosecchino così, e quando ho letto la parola proprio Prosecchino, proprio sarà che appunto è legato alla mia infanzia, no? E quindi c'è poco a dire, però mi veniva in mente proprio questa cosa di andare, di questa compagnia che giocava un po' alle carte, così, quindi un ambiente, diciamo, non dico protetto, però un ambiente familiare che mi era abbastanza appunto noto e quant'altro. Arianna, ritorniamo un po' con lei. Allora, io ho visto che lei ha scottato bene questi, perché ho visto quando ha messo il vino, che ha fatto una bella, il vino quando lo mettiamo nel riso ha proprio questo scopo di sfumare, no? Ma in questo caso che nel caso del risotto è Prosecco tranquillo, appunto, ho visto che ha fatto andare anche molto, cioè ha alternato un po' quello che era il brodo a quello che era il vino. Io all'inizio ho fatto sfumare con abbondante vino perché la sfumatura col vino si fa per tutti i risotti, normalmente, diciamo. È sempre bene farla. Quindi con abbondante vino ho dato la prima sfumata al nostro risotto, poi ho fatto asciugare appunto quel vino lì, ne ho aggiunto altro. Quando è ritirato ho aggiunto 2 mestoli di brodo fino a coprire il riso. Ora continuiamo a farlo cuocere e poi alla fine riandremo a sfumarlo a fine cottura ancora col Prosecco. E poi andiamo a mantecarlo e il nostro risotto è pronto. Allora, io non bevo il vino, però il profumo a me dispiace veramente per gli amici che ci seguono sia dalla radio che dalla TV, perché parlo sempre di questo profumo che abbiamo, però veramente è una cosa incredibile, cioè non posso non, io sarà che ho un naso, mia nonna diceva che ho un naso da tartufi, in realtà io i tartufi non li ho mai trovati, ma sarà che non sono neanche zone le nostre di tartufi, appunto. Ancora allora con Sante, siete 3 fratelli, mi hai detto, no? Giustamente. Vi siete divisi un po' i ruoli o tutti fanno... No, diciamo che è un po' metodo, è venuto in modo normale, diciamo. Io personalmente, appunto, in base alla passione o in base agli studi? La passione soprattutto dei miei fratelli Luciano e Gabriele, in loro proprio la passione del fare il vino e di fare questa attività. Io invece sfrutto, appunto, come vi accennavo prima, nel 64 i nostri genitori sono rientrati in Inghilterra, ho imparato l'inglese in Inghilterra, quindi io seguo un po' il mercato estero. Un retro, in effetti, un retro English, British. Molti me lo fanno notare, soprattutto sulle R, con la R. Ecco, vedi, io non volevo dire niente, però si sentiva un po' questo retro. Sì, lei ci ha azzeccato, ecco. In effetti è proprio così. Allora io seguo personalmente, appunto, le visite guidate anche in azienda, con
con i stranieri, soprattutto in lingua inglese chiaramente, mentre Luciano è soprattutto, somiglia al nostro papà, è quello con le mani in pasta, quello che se c'è qualcosa che non funziona, qualche macchina che non va, lui è sempre pronto e ha già l'idea geniale per farla funzionare. Gabriele invece è quello della cantina e quello della campagna, i vigneti, curare i vigneti, seguire tutte le operazioni. In questo periodo chiaramente stiamo seguendo la potatura, il rimpianto dei pali e quant'altro. Quindi siamo naturalmente divisi in questi tre diciamo, divisioni, in questi tre compiti. Non sono un esperto, si definirebbe family company. Esattamente, una family company che piace molto, insomma, diciamo così, a tutti i nostri giovani che ci seguono, giovani che ci seguono da casa. Beh, insomma, belle parole anche per i fratelli, non è facile, immagino, sempre trovare la quadra, però una volta che si è trovato l'equilibrio, io purtroppo sono figlio unico, ho 3 bambine, 3 figlie, quindi spero veramente come padre di essere come fu il vostro, come furono i vostri genitori, che alla fine sono riusciti a darvi quell'educazione che riescono a tenere insieme già anche dopo la loro mancanza, che hanno fatto appunto spiacevole, però si riesce ad andare avanti, perché io credo che alla fine, io purtroppo ripeto sono figlio unico, ma credo che alla fine il legame che hai con un fratello alla fine non puoi sposarti, puoi avere, insomma, però è un legame di sangue, quel legame di sangue è diciamo sacro, se vogliamo, e lo si sente. Io ho avuto degli esempi anche, insomma, di persone conoscenti, fratelli che non si sono parlati per però poi quando è successo un fatto specifico, l'unica persona che ancora magari ti capisce veramente o con il quale puoi confrontarti è ancora appunto il fratello, veramente una cosa. Mentre sta arrivando verso la fine la nostra ricetta, siamo quasi pronti. Ovviamente abbiamo accelerato un po' per i tempi televisivi. Ancora una domanda circa, insomma, pensavo che quando tu mi parlavi di il mio approccio all'inglese, pensavo mi dicessi mi occupo dell'estero, no? L'estero per Toffoli cosa vuol dire? No, certamente è un mercato importantissimo oggi. Noi per fortuna esportiamo in diversi paesi europei, anche in America, ultimamente abbiamo avuto contatti anche con il Nord Europa e devo dire che il Prosecco sta noi intanto stiamo mantecando mentre andiamo alla fine. E devo dire che insomma c'è soddisfazione, insomma. Del resto anche i numeri ultimamente che ho sentito pubblicare sulle produzioni di bottiglie quest'anno del Prosecco DOC e di OCG sono numeri veramente incredibili, in espansione incredibili. Allora Sante, noi ci andiamo verso la fine, dico ancora un paio di parole su questo risotto, le dico io velocemente mentre lei lo manteca. Abbiamo fatto un risotto con del riso, una piccola imbionditura di cipolla iniziale, sfumato con del prosecco fermo, in questo caso Toffoli, ma la cantina che vi piace di più va sempre bene, e l'abbiamo fatto andare metà con il prosecco e metà con il brodo, poi alla fine abbiamo aggiunto ancora un po' di prosecco per dare quel tocco, quella verve diciamo ancora più forte finale, e mantecato al solito con un po' di all'onda, no? Esatto, con un po' di parmigiano oppure con un buon formaggio invecchiato e del burro. Ringrazio Sante per essere venuto a trovarci. Grazie a voi. Un complimento a nome mio e a nome di tutto lo studio, insomma, per il lavoro che è stato fatto, insomma, anche dal consorzio, anche diciamo così, dalle cantine nel campo del Prosecco. Arianna, le ultime 2 battute? Intanto mi diceva Sante che voleva stappare una bottiglia con lei finale, poi anche per tutti i nostri tecnici. Le ultime 2 battute a lei su cosa sta facendo? Lo sto decorando, sto mettendo delle foglioline di radicchio, perché comunque il risotto con radicchio è buonissimo, in più anche con questo vino ci sta molto bene. Lo vado a decorare, il risotto lo lascio abbastanza morbido perché mi devo sempre appunto alla fine andarlo a finire di cuocere con il nostro prosecco. Non andiamo a farlo asciugare troppo perché il risotto è buono, diciamo bello morbido, poi raffreddandosi già tira da solo. Non aggiungiamo altro grana o altre cose sopra perché vogliamo che rimanga appunto l'entità del nostro vino. Evviva, lo scoppio c'è stato, il prosecco io purtroppo qui faccio 3 bicchieri, ma uno è per nostro, anzi aggiungiamo poi qualcuno per il nostro regista, per il nostro cameraman, per i nostri amici, Andrea che ci segue dai social e quant'altro, quindi io ve lo passo.
Approfitterei invece, visto che Mirko non beve vino, io presenterei questo libro che parla di tutti i vini DOC, i diocesi della regione Veneto. Quindi hai possibilità di approfondire le conoscenze. Non sono conosciuto neanche per essere un gran lettore, però in questo caso invece quando la lettura si mischia alla cultura, allora sono davvero tra i primi della classe. Allora, prosecco a te e libro a me, e insomma è un benvenuti nella cucina di Mirko della Vecchia con questo ottimo risotto con Arianna e Sandra. Alla salute vostra!